Buonasera, cari telespettatori, e benvenuti a Notizie Napoli Calcio. Oggi vi raccontiamo degli sviluppi sul mercato del Napoli, alle prese con la difficile situazione in difesa. L'infortunio di Matias Olivera ha creato una voragine sulla fascia sinistra, e l'ombra di un terzino svincolato aleggia sui partenopei. Ma chi potrebbe essere il rinforzo tanto atteso? Ma prima di svelarla, abbiamo ricevuto degli aggiornamenti che portano un po' di sollievo dopo giorni di apprensione per la squadra azzurra. L'infortunio di Matias Olivera, avvenuto sabato scorso nel match contro l'Atalanta, ha generato preoccupazione tra i tifosi. Temendo il peggio, si sospettava inizialmente una possibile rottura del crociato, evento che avrebbe messo fine alla sua stagione. Tuttavia, notizie fresche riportano che gli esami strumentali hanno scongiurato questo pericolo, regalando un inaspettato regalo di Natale in anticipo a Olivera e a tutti i napoletani. Il Corriere dello Sport, riportando i dettagli di questa vicenda, afferma che dalle lacrime di dolore e terrore al sorriso, quella tra ieri e sabato sarà stata una delle notti più agitate e brutte della vita di Matias Olivera. Ma il sole della capitale e l'esito degli esami a cui è stato sottoposto ieri gli hanno restituito la pace. L'infortunio è meno grave del temuto, e non sarà necessario alcun intervento. Tuttavia, Olivera dovrà osservare uno stop di 6 a 8 settimane, saltando alcune importanti sfide. Nonostante l'assenza di Olivera per alcune settimane, l'obiettivo è chiaro: restituirlo a Mister Mazzarri in tempo per la Supercoppa italiana in programma a Jeddah, in Arabia Saudita, dal 21 al 25 gennaio 2024. La squadra dovrà affrontare alcune sfide senza di lui, ma la speranza è che il terzino uruguaiano possa tornare in campo per contribuire al successo del Napoli. Continuate a seguirci su Notizie Napoli Calcio per tutti gli aggiornamenti sulla situazione di Olivera e le ultime notizie sul nostro amato club. E ora le notizie di mercato rivelate oggi. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano su Campania Sport, diverse voci dal mondo degli agenti di calciatori stanno suggerendo diverse opzioni alla squadra azzurra. Juan Miranda, del Betis Siviglia, sembra essere uno dei nomi che spiccano in questa ricerca. Giordano rivela che operatori di mercato stanno prendendo informazioni su Juan Miranda, un terzino che piace ai club di mezza Europa. Alcuni di loro subodorano l'idea di consigliarlo al Napoli per gennaio, sostenendo che sia possibile portarlo a casa per pochi milioni. Tuttavia, la decisione del Napoli potrebbe non limitarsi a questo unico suggerimento. Come sottolinea Giordano, il Napoli potrebbe effettuare l'acquisto, ma ci sono anche operatori di mercato che offrono giocatori agli azzurri. Liberato, difficilmente opteremo per un parametro zero. Sembrerebbe che la dirigenza stia valutando attentamente tutte le opzioni, cercando di trovare il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità finanziaria. Ma le indiscrezioni non finiscono qui. Umberto Chiariello aggiunge ulteriori dettagli, affermando: «Mi sono informato ed ho saputo che Aurelio De Laurentiis comprerebbe un terzino sinistro a gennaio soltanto in prestito, perché ne ha già 2 sotto contratto. L'unico modo, quindi, sarebbe un arrivo a titolo temporaneo. Una scelta che potrebbe rispondere alle esigenze immediate della squadra, senza gravare eccessivamente sul bilancio del club». In conclusione, il Napoli si trova a una svolta cruciale nella stagione. La ricerca del nuovo terzino sinistro è in corso, e gli appassionati azzurri attendono con trepidazione l'annuncio ufficiale. Sarà Juan Miranda la risposta alle preghiere dei tifosi, o la dirigenza opterà per un'altra soluzione? Continueremo a seguirvi con aggiornamenti costanti su Notizie Napoli Calcio. Restate sintonizzati per tutte le ultime notizie dal mondo del calcio partenopeo. Grazie per averci seguito, e buona serata a tutti!